È un giovane imprenditore agricolo del Trevigiano che ha ben pensato di utilizzare i propri cereali e i propri fiori prodotti nella propria azienda per creare delle birre davvero da non perdere, che gli sono valse l'Oscar Green 2018 di Coldiretti Veneto. Ha studiato, ha combinato gli elementi dell'azienda di famiglia e ha vinto il premio Oscar Green 2018. Marco Tonon è il giovane imprenditore agricolo che si è aggiudicato il premio dedicato alle idee innovative in agricoltura, istituito da Coldiretti Giovane Impresa della regione Veneto. Il risultato dell'intuizione di Marco, una birra agricola realizzata con orzo distico e aromatizzata con estratti di fiori provenienti dalle serre dell'azienda di famiglia. L'idea parte tutto quanto dalle scuole che ho finito, le scuole superiori, e mi sono formato a lavorare in azienda agricola da me che era mandata avanti appunto dai miei genitori. Volevo appunto portare qualcosa di mio, quindi coltivando questa passione che avevo per la birra sono andato ad iscrivermi ad un corso, ho conseguito un diploma da un esame appunto, quindi sono mastro birraio riconosciuto a livello europeo. La mia idea era di collegare tutto quello che avevo in azienda, quindi dall'orzo coltivato appunto nell'azienda agricola ai fiori che coltivavamo, quindi tutto che deriva da aziende agricole, collegarlo e metterlo insieme nell'appunto questa cosa che sto creando, che è la birra. Ad applaudire il vincitore trevigiano una platea di quasi 400 neoimprenditori provenienti da ogni parte della regione per presentare i loro progetti di sostenibilità ambientale, sicurezza alimentare e valorizzazione della civiltà contadina. Io penso che poi l'innovazione, come ho detto prima, nasca dai giovani, quindi è tutta una sorpresa perché vedi qualche cosa che prima non avevi nemmeno immaginato, e proprio l'immaginazione del futuro nella propria azienda attraverso tecnologia diversa, attraverso l'inventiva, la fantasia sta e farà stare le aziende nel mercato. Io direi che veramente c'è un grande lavoro da fare, c'è una grande sostenibilità e ricerca dell'agricoltura del domani, e questo lo dobbiamo affidare esclusivamente ai giovani. È il motore principale dell'agricoltura veneta, 350 aziende agricole, che tutti i giovani sotto i 32 anni che hanno partecipato, che veramente hanno lasciato la vendemmia, hanno lasciato le proprie aziende per venire qua e essere rappresentativi del loro progetto. Un settore in piena effervescenza, quello dell'agricoltura veneta, vivacità evidenziata anche dal numero di giovani occupati nel comparto. In Veneto quasi 40.000 addetti su un totale di 80.000 a meno di 40 anni. È un premio dato a un settore che è in grande crescita, perché il mondo della birra, spinto soprattutto da queste micro birrerie, hanno spinto anche i consumi nazionali, hanno aiutato anche le multinazionali poi a crescere e a far conoscere prodotti nuovi. Perciò avere a Treviso una così eccellenza, un giovane che si sta appunto avviando in questo mondo, è veramente interessante. Treviso ha sempre espresso grandi eccellenze, grande ricerca e innovazione, e lo ha dimostrato anche oggi. I giovani, come si diceva appunto, sono la punta di diamante in questo, e aver premiato un trevigiano credo che sia assolutamente una grande soddisfazione per la Coldiretti Treviso.